Bene, eccoci insieme anche oggi. Come ci piace fare quando ci riusciamo, ma stando a nord-est devo dire, non è difficile, ci piace raccontare un caso imprenditoriale d'eccellenza e stavolta è veramente una bella storia. Con noi c'è Alberto Giovanni Gerli, che è socio insieme a Luigi Rossi Luciani e Luigi Nalini di Arianna, che è un'azienda che lavora nel campo dell'illuminazione, in particolare illuminazione stradale, illuminazione in galleria, con sede a Brugine in provincia di Padova. Lui però non è solo il socio, lui è anche il fondatore e grazie a delle sue idee e dei suoi brevetti è nata l'impresa, impresa che in pochi anni ha quintuplicato il fatturato, raggiungendo nel 2018 un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, puntando a raddoppiarlo nel prossimo triennio 2019-2021, arrivando a raggiungere anche il 60% di fatturato sull'estero. Attualmente invece diciamo che il 90% viene realizzato nel nostro paese. Per citare dei luoghi di loro intervento si possono citare Roma, ma anche Malta e, ultima arrivato, ma credo un punto di particolare orgoglio, lo stadio del rugby di Tauranga in Nuova Zelanda, perché è stata aperta una nuova divisione, definiamola così, che è quella che riguarda l'illuminazione degli impianti sportivi. Poi molto si è fatto anche in Italia per quanto riguarda l'illuminazione delle strade gestite da ANAS. Prossime aree di intervento in particolare il Medio Oriente e l'Arabia Saudita. Detto tutto ciò, venite definite una high-tech company, però credo sia affascinante raccontare com'è nata, visto che ho la fortuna di avere il fondatore. Grazie mille. Arianna nasce da alcune idee che io ho brevettato. Io sin da bambino avevo la passione per l'astronomia. Nell'illuminazione stradale l'obiettivo è quello di illuminare una strada in maniera uniforme, cercando di dare risparmio energetico e qualità visiva. Dicevo, io ho una passione per l'astronomia. In astronomia ci sono due tipi di telescopi, quelli a specchi che consentono di ricavare la maggiore luce, per questo consentono di vedere i corpi celesti più lontani, e quelli a lenti invece che servono per vedere i corpi celesti più vicini, la Luna, i pianeti e le stelle più vicine. Nell'illuminazione stradale, dicevo, si usano dei LED con delle lenti che servono ad aprire il fascio luminoso e ad illuminare la strada. Però la lente è un po' come i miei occhiali, ogni volta che la luce l'attraversa c'è una perdita di energia. In più sappiamo tutti che il LED, questa nuova sorgente molto luminosa, se la si guarda direttamente crea un po' di abbagliamento. Quindi la mia idea è stata quella, io ero fanatico dei telescopi a specchi, perché non proviamo a utilizzare invece delle lenti gli specchi? Dopotutto in astronomia consentono di raccogliere più luce, quindi potrebbe essere una buona idea. Quindi lavoravo come supply chain manager in un'azienda che faceva strumentazione diagnostica per l'oftalmologia e mi sono messo a lavorare la sera e nei weekend a questo progetto. Sono arrivato a delle idee che ho brevettato e nel 2009, 10 anni fa, ho avuto il coraggio, forse la follia o tanta follia, di lasciare il mio posto fisso da manager e di fondare la mia azienda Arianna. All'inizio finanziata dalle famose 3F, come le chiamano gli americani, Family, Friends and Fools, familiari, amici e pazzi, e poi piano piano siamo cresciuti, siamo entrati apprezzati in un mercato complicato come quello dell'illuminazione stradale, fatta di grandi player, da aziende, posso citarle, tanto le conosciamo tutti, come Philips, come General Electric, che le hanno inventate le lampadine. Dico, siamo entrati apprezzati grazie a questo principio ottico che diversificava, consentiva di avere comfort visivo perché il LED, grazie a questo sistema di specchi, viene nascosto, la luce viene riflessa e quindi l'abbagliamento diminuisce. E poi modulando correttamente le superfici degli specchi, se siamo bravi, riusciamo a spingerle esattamente sulla strada dove serve. Nel 2012, dicevo, siamo entrati in questo mercato, ma ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un parto industriale forte, altrimenti il confronto con i big player sarebbe stato troppo a nostro sfavore. E quindi la Carel Industries di Brugine, società all'avanguardia elettronica, quotata adesso in borsa a Milano, ha visto una tecnologia per loro interessante e quindi ha deciso di investire, dandoci possenti spalle da un punto di vista finanziario, un background industriale forte e grandi competenze elettroniche. Arianna e io in particolar modo devo a loro la vita e la luce che stiamo cercando di dare in questi ultimi anni. Tante le cose, le curiosità.
Innanzitutto i familiari, amici e pazzi, erano tanti? No, non erano tantissimi, diciamo Cioè, un per cominciare, quanti siete fratello, stati? i miei genitori, degli amici diciamo di famiglia e poi un altro mio ex collega che all'inizio ha fatto questo percorso insieme a me, quindi eravamo in 5 o 6 all'inizio. Lo dico perché uno dei difetti che si dice oggi avere nel nostro paese è quello di non dare fiducia ai giovani, soprattutto chi ha delle idee poi si scontra con il mondo della finanza e la possibilità di sostenere adeguatamente la propria idea. In questo caso adesso ci sono insomma, 2 imprenditori di lungo corso, ma all'inizio com'è stato? Beh, intanto il periodo economico era, quindi eravamo nel 2008, massimo picco della crisi, Lehman Brothers che chiudeva, quindi un momento in cui se da una parte c'era molto timore nel fare investimenti, dall'altra si cercava di trovare qualcosa che potesse avere uno sviluppo fiorente a differenza di tutto quello che sembrava andare male. Le start-up non andavano così di moda, la mia Arianna non era considerata una start-up ma una newco, dico sempre, quindi ancora Facebook era agli inizi, quindi non c'era tutta questa attenzione verso le start-up, non esistevano incubatori, non c'erano incentivi da parte del governo. Beh, anche perché la gran parte delle start-up oggettivamente si muovono sulla rete. Voi siete, voglio dire, un'azienda con dei muri, con dei muri e con dei prodotti da fare, esatto. È molto difficile oggi, secondo me, in Italia, ma direi nel mondo, fare start-up industriali. Credo che la Tesla, che per tutti noi start-up è il più grande esempio di successo di start-up industriali, in realtà, leggendo quello che si vede dai bilanci, continui a drenare denaro, certo. Quindi ancora deve creare ricchezza. E forse credo che la vera sfida che oggi gli start-upper o chi vuole fare impresa deve provare a raccogliere non è tanto quella di creare grande valore economico, grandi ricchezze, ma quello di creare un ecosistema in cui come colleghi, fornitori, clienti, università, tecnologia, si riesca a creare qualcosa di sostenibile, qualcosa che funzioni e qualcosa che un po' nel piccolo magari riesca a migliorare le nostre vite. Ma all'inizio i primi investimenti siete riusciti a farli sulla base dell'autofinanziamento dei pazzi, degli amici? Sì. Oppure, insomma, voglio dire, il sistema finanziario vi ha dato una mano? No, siamo partiti solo finanziati da noi. Io racconto sempre che il primo mutuo della mia vita non l'ho fatto per comprare una casa, ma per rifinanziare Arianna. E solo pochi mesi fa sono riuscito finalmente a chiudere questo finanziamento, quindi coraggio, ci abbiamo creduto, ci siamo dati degli obiettivi scalari, quindi prima era una fiera in cui volevamo mostrare i nostri prodotti, lì abbiamo avuto successo, quindi abbiamo investito di nuovo e così via. E poi l'apporto fondamentale di Karel nella crescita. Sì, ma Alberto Giovanni Gerli, il primo giorno in cui è partita Arianna, era già dietro una scrivania o era al tornio, immagino, a creare l'oggetto? Diciamo che eravamo in 2, io mi sono occupato più della parte di sviluppo, di mercato, di prodotti, mentre il mio collega era quello un po' più che progettava e sviluppava le idee. Quindi ci siamo divisi in 2 questa cosa. All'inizio eravamo ospitati da uno dei famosi Friends and Fools, quindi ero nella sala riunioni del loro ufficio, quando avevo una riunione dovevo andare via e mettermi in un'altra scrivania e poi piano piano insomma, abbiamo preso il nostro ufficio e siamo cresciuti. I vostri sono brevetti, immagino siano garantiti anche sul piano internazionale, ma si sa bene come funzionano queste cose. Voi siete oggetto di Italian sounding anche nel vostro settore, visto che siete oggi i secondi in Europa per quanto riguarda l'illuminazione nelle gallerie, ma insomma tra poco li superiamo. Faccio nazionalista. Bene, lo spero tanto anch'io. Sicuramente allora, l'Italia, assieme alla Germania, è uno dei 2 principali produttori occidentali di illuminazione, di apparecchi di illuminazione. Poi ovviamente ci sono gli Stati Uniti, la Cina e un po' meno l'India. E quindi l'Italia viene riconosciuta a livello globale come uno dei produttori più importanti, più magari per l'illuminazione artistica. Adesso, senza fare pubblicità, ma sono marchi conosciutissimi, Artemide, Floss, certo. Sono prodotti riconosciuti in tutto il mondo come prodotti di eccellenza. Nel campo funzionale esistono delle... Un po' diversi dai vostri, però. Un po' diversi, sì, loro sono belli e noi facciamo bella luce, o almeno ci proviamo. Nel nostro campo, quello dell'illuminazione funzionale, ci sono delle eccellenze italiane. Ma vi copiano all'estero? No, ad oggi no. Abbiamo il nostro
approccio è un approccio molto, non voglio essere troppo tecnocrate e pensare che noi siamo più bravi degli altri, però noi abbiamo sviluppato un approccio no? all'Ego, quindi riusciamo a dare ad ogni strada o a ogni galleria esattamente la luce che viene richiesta, e questo combinando delle ottiche che pensa. Questo è il primo passo della luce che pensa. Quindi noi siamo partiti dicendo: noi vogliamo illuminare ogni ambiente come deve essere illuminato. L'esempio delle gallerie è lampante. Tutti noi abbiamo un'esperienza di entrare in galleria ed essere o avere una sensazione di buio, oppure spesso di notte una sensazione di luce un po' abbagliante, un po' fastidiosa, con luce e ombre, perché in galleria si è sempre illuminata con due prodotti, uno per la parte iniziale e uno poi per la parte centrale della galleria. Noi in galleria abbiamo voluto studiare per ogni singola galleria la migliore ottica, il miglior prodotto, per cercare di massimizzare l'aspetto di uniformità, di diminuzione dell'abbagliamento, e questo è quello che ci ha permesso di crescere il nostro mercato. E il nostro approccio, dicevo, non è un approccio sartoriale, non potremmo essere un'industria se fossimo dei sarti, ma sostanzialmente sviluppiamo delle ottiche che poi combiniamo tra di loro per ottenere il migliore mix. Questo è il primo approccio della luce che pensa. La seconda fase, invece, quella che stiamo sviluppando ora, è di fare in modo che l'apparecchio di illuminazione, in funzione di parametri ambientali, neve, nebbia, pioggia oppure cielo sereno, in funzione di traffico, di presenza di pedoni, riesca a modulare in automatico la luce per ogni tipo di strada e per ogni tipo di galleria. Questo consentirebbe una modifica hardware dell'apparecchio e quindi di poterlo rendere dinamico anche in funzione di futuri sviluppi. Io credo che, ad esempio, l'avvento delle macchine a guida autonoma stravolgeranno il modo in cui noi viviamo le strade e quindi il modo anche in cui le illuminiamo, e quindi noi vorremmo essere veramente future proof da questo punto di vista. Grazie. Definirla nell'accezione migliore un visionario le sta bene come... Sì, poi essere visionari c'è anche questa doppia cosa, avere le visioni e avere una visione. Ogni tanto è stata più la parte di visioni un po' esagerate, però alla fine qualche piccolo grande successo bisogna provarci. Bisogna provarci, bisogna avere coraggio. E mi pare che in questo caso, insomma, ci si stia riuscendo. La prima azienda europea è del Belgio. Sì. Cominciano a preoccuparsi, immagino, perché mi pare che l'allenamento sia giusto. Grazie ad Alberto Giovanni Gerli, fondatore e socio di Arianna, questa azienda di eccellenza a livello internazionale, seconda in Europa per quanto riguarda l'illuminazione in galleria, con sede a Brugine nel Padovano. Buon lavoro, grazie mille. Buon triennio, visto che si punta al raddoppio di fatturato dipendenti. Grazie, a voi, alla prossima.